Buongiorno a tutti! Oggi prepareremo dei grissini col sesamo realizzati con l'esubero di lievito madre, che realizzeremo col Monsieur Cuisine. Questi sono gli ingredienti di cui avremo bisogno. 100 g di esubero di lievito madre, 5 g di sale, 200 g di farina 00, sesamo quanto basta, 100 g di acqua, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Iniziamo col mettere nel boccale il lievito e l'acqua. E azioniamo la modalità impastare. Poi uniamo la farina e riazioniamo il robot. E mentre è in movimento inseriamo il sale e l'olio. Otteniamo così un impasto liscio e omogeneo che metteremo a riposare in una ciotola oleata per 30 minuti. Che copriremo con un telo. Trascorso il tempo, stacchiamo dei piccoli pezzi di impasto che modelleremo dandogli la forma di grissini. Poi li passiamo nel sesamo e li sistemiamo in una teglia rivestita con carta forno. Infine inforniamo a 230 gradi per 20-25 minuti. Questo è il risultato finale, i nostri grissini pronti per essere mangiati.